Abbiamo intanto aderito al progetto in collaborazione con l'ANCI e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'obiettivo è aiutare i piccoli comuni, e qui siamo diversi oggi, nell'iter da seguire per gli appalti pubblici nello specifico, e quindi si verrà a costituire una community dove ognuno potrà esternare le proprie perplessità, le difficoltà, aiuti di vario genere a supporto in questo caso degli uffici tecnici. L'obiettivo è quello di rendere più snello possibile il lavoro e nello stesso tempo accelerare i tempi. Sarà un esperimento per tutti, partecipano i comuni di Salaparuta, Santa Ninfa, Gibellina, Contessa, Caltabellotta e Vita. Comincia in qualche maniera questo percorso che da un lato mette in rete questi piccoli comuni e dall'altro lato questi piccoli comuni entrano in una rete più grande che è costituita appunto da ANCI nazionale a supporto per qualsiasi cosa e con il patrocinio della funzione pubblica. Il progetto Piccoli è un progetto di rafforzamento amministrativo che poggia su 3 linee: quello della formazione, la possibilità attraverso una piattaforma ad hoc pensata dall'ANCI di costituire una community professionale fra tutti i funzionari pubblici sulle tematiche di rispettivo interesse, e poi prevede anche un intervento di affiancamento consulenziale, che è quello che ci impegnerà oggi, in cui sostanzialmente un team di esperti, in questo caso nella materia, nell'ambito degli appalti, sarà a disposizione dei comuni, in questo caso dell'aggregazione di comuni con capofila il comune di Montevago, per raccogliere quelle che possono essere le esigenze di approfondimento oppure di rafforzamento in tema di appalti, e avviare sulla base di queste esigenze poi un lavoro che prevede anche l'elaborazione di alcuni strumenti, di alcuni output che saranno oggetto di confronto con i funzionari stessi, fra i funzionari e gli esperti. ANCI garantisce tramite questo progetto un team di esperti, sono 5, sono Carlo Pisciotta, Luciano Montalbano, Ivana Sicurelli, Mariangela Russo e Andrea Rapisarda, che sostanzialmente accompagneranno questi comuni nell'affiancamento pratico dell'ambito appalti. Cosa daremo e cosa stiamo facendo oggi a Montevago? Oggi avviamo il progetto, restituiamo tutti questi ragionamenti che sto facendo a tutti i dipendenti, a tutti i comuni, e sostanzialmente li supporteremo in che cosa? Nella regolamentazione, ad esempio, nel regolamento degli affidamenti sotto soglia, nel regolamento degli incentivi tecnici, nella digitalizzazione dei processi degli appalti, nell'affiancamento proprio pratico alla risoluzione di problemi. Come vedete si tratta di un progetto che ha effetti pratici, non sono parole, non sono belle parole, perché appunto c'è il contatto fisico che avviene oggi sostanzialmente col progetto, e poi l'ANCI accompagna questo processo proprio da un punto di vista pratico con l'affiancamento dei migliori esperti nazionali nell'ambito degli appalti.